Camorra in Veneto, 2 giorni dal maxi blitz che ha portato all'arresto di 50 persone, oggi ne è stata arrestata un'altra nel Casertano, nel frattempo si attendono gli interrogatori di garanzia. Anziana truffata e derubata di 10.000 euro dai finti operatori del gas, la truffa maestra ai danni di un 85enne, il raggiro ieri mattina in via Jacopo Palma. Autonomia, non c'è l'accordo, i nodi da sciogliere sono numerosi, dice il ministro Stefani. I testi che stanno circolando sono spesso errati, il premier Conte, ci vorranno mesi. Ha cambiato volto il mercato turistico del Tronchetto, l'inaugurazione con i nuovi chioschi al chiuso contro il degrado resteranno aperti dalle 6 del mattino alle 22. Falsari nel mirino dell'ufficio anagrafe della Polizia Locale di Venezia e si scopre che si falsifica dalla carta d'identità il permesso di soggiorno e persino i biglietti di tram e musei. Incidente nautico questa mattina alla Bocca di Porto vicino Malamocco con lo scontro tra un ferryboat e un peschereccio con i due mezzi che provenivano da direzioni opposte. 2 splendidi angeli per il Carnevale Lunare 2019 saranno Erika Chia, Maria del Carnevale 2018 e Niccolò Rossi, l'angelo guerriero, la novità di questa edizione. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In apertura il maxi blitz contro la camorra in Veneto a 2 giorni dall'operazione che ha portato all'arresto di 50 persone, oggi un nuovo arresto nel Casertano. È stato arrestato l'ultimo uomo inizialmente sfuggito agli uomini della squadra mobile di Venezia in collaborazione col GICO della Guardia di Finanza di Trieste il giorno del maxi blitz che ha portato all'arresto di 50 persone. Nel primo pomeriggio gli uomini della squadra mobile di Caserta hanno dunque preso Antonio Puoti, 33 anni, ritenuto responsabile di associazione per delinquere a stampo mafioso, usura, rapina, bancarotta fraudolenta e spaccio di sostanze stupefacenti. E mentre si stanno svolgendo gli interrogatori si cerca di capire quale sia il futuro di Eraclea dopo l'arresto del primo cittadino Mirko Mestre per voto di scambio con la camorra. Il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto ha incontrato il PM che si è occupato delle indagini Roberto Terzo e poi il procuratore capo Bruno Cherchi. In questi casi difficilmente le cose le può fare una persona sola, ha commentato il prefetto, come è già avvenuto in altre realtà italiane. Un sindaco o un assessore singolarmente non possono garantire nulla se non c'è la collaborazione di altri. Per questo è fondamentale la nomina a breve di una commissione d'accesso per compiere le verifiche, mentre la prefettura ha inviato al Ministero dell'Interno la documentazione relativa al comune di Eraclea all'arresto del sindaco, perché proprio dal Ministero dovrà arrivare la nomina della commissione di accesso che poi sarà definita dal prefetto. In base alla relazione finale ci sarà poi la decisione o meno di sciogliere per mafia il comune di Eraclea. Se così fosse sarebbe il primo sciolto per mafia in Veneto. Un'altra anziana truffata a Mestre, elevato il bottino dei malviventi. Si sono presentati alla porta di un 85enne mestrina residente in via Jacopo Palma, in 2. Uno in abiti eleganti, l'altro con una tuta da elettricista. Siamo operatori dell'acquedotto, hanno detto, dobbiamo controllare il contatore. A quel punto la signora, fidandosi, li ha fatti entrare e poco dopo i 2 hanno chiesto di poter effettuare un sopralluogo in casa perché avevano trovato tracce di gas nelle tubature dell'acqua. Per simulare la perdita di gas, uno dei 2 ha fatto addirittura esplodere una bomboletta che emanava un forte odore, facendosi consegnare tutto l'oro dall'anziana per un valore di 10.000 euro e dicendole che l'avrebbe riposto nel frigo per evitare che venisse contaminato. Poi si sono spostati in soggiorno e hanno preso anche un televisore. Visto che l'aria si stava facendo irrespirabile a causa della bomboletta, la pensionata si è allontanata lasciandoli soli e a quel punto sono fuggiti col bottino. La donna si è resa conto di essere stata derubata, quindi ha chiamato immediatamente la polizia, che ora sta cercando i truffatori anche attraverso l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza della zona. Un ferryboat CTV della linea tra Lido, Pellestrina e Venezia è entrato in collisione con un peschereccio all'altezza della Bocca di Porto di Malamocco nella tarda mattinata, intorno alle 13. A renderlo noto la Guardia Costiera è accorsa sul posto riscontrando che non c'erano feriti a bordo e che i danni strutturali erano più sensibili sul peschereccio. L'imbarcazione è stata scortata in sicurezza verso le torre piloti agli Alberoni. Gli uomini della Capitaneria di Porto hanno avviato un'indagine dalla quale è emerso che tra le cause della collisione c'è stata anche la presenza di un fitto banco di nebbia che gravava sulla laguna di Venezia in quel momento.
E adesso parliamo di autonomia con le parole prima del ministro Stefani e poi del premier Conte, che ha detto ci vorranno giorni, settimane, mesi. Prima le parole del ministro Erika Stefani, poi quelle del premier Giuseppe Conte al question time in Senato. Interventi che in poche ore fanno presagire un ulteriore allungamento dei tempi nel già difficile percorso verso l'autonomia del Veneto. La giornata inizia con le dichiarazioni del ministro per gli affari regionali Stefani, che in commissione bicamerale spiega: i testi non ci sono perché l'intesa non c'è l'accordo, dice, i nodi da sciogliere sono numerosi, i testi che stanno circolando sono spesso erratici, sono bozze che tali sono, la parte ambientale della sanità non è definita, sui beni culturali non vi è l'accordo, sull'istruzione c'è molto da decidere, i testi, conclude la Stefani, ci saranno quando ci sarà un accordo. Poche ore più tardi è il Presidente del Consiglio, Conte, in Senato a parlare di autonomia. Di chiarire un passaggio che è sicuramente molto significativo, che ci occuperà nei prossimi giorni, prossime settimane, mesi. In questa fase, come è noto, l'Esecutivo sta completando un'intensa e complessa attività istruttoria e di negoziazione propedeutica alla redazione di un testo condiviso con le regioni richiedenti. Dunque il lavoro è tutt'altro che finito e le tempistiche difficili da prospettare. Io sono preoccupato del fatto che le forze di governo che ci governano sono coloro che hanno sostenuto l'autonomia al referendum e hanno sostenuto anche l'autonomia al contratto di governo. Siccome sulla Lega non ho dubbi perché la sostiene al 100%, a questo punto i cittadini dovranno chiedere conto all'altra forza, al Movimento 5 Stelle, rispetto al mantenimento o al non mantenimento eventuale, io spero di no, dell'accordo sull'autonomia. Un messaggio ai 5 Stelle, ma non solo. Finalmente l'Italia si è accorta che non stavamo scherzando, nel senso che ho l'impressione che qualcuno pensasse che giocassimo a Monopoli. Per noi l'autonomia è una roba seria e vogliamo arrivare in porto, visto considerato che rispettiamo quella Costituzione che gli stessi che ci criticano sventolavano fino all'altro giorno dicendo che bisogna rispettare la Costituzione. Un confronto che ci sta, vista la materia, ma che, spiega Zaia, deve portare alla conclusione dell'iter. Vedo che si sta muovendo tutti, insomma, dal capo dello Stato in giù tutti stanno giustamente discutendo di autonomia, l'importante è che tutta questa discussione sia un'inutile perdita di tempo. Allarme polveri sottili, ARPA aveva emesso un comunicato nel quale segnala il mantenimento per l'agglomerato di Venezia del livello 1 arancio scattato martedì dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per i PM10. Restano vigenti quindi nel comune di Venezia le misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici previste. Nello specifico è vietata la circolazione per tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica dalle 8:30 alle 18:30 di ciclomotori e motocicli Euro 0 2 tempi, di autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e dei veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3. Per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti termici e delle combustioni, in questi giorni sarà vietato utilizzare impianti termici a biomassa di classe inferiore alle 3 stelle. Il divieto sarà valido fino a lunedì 25 febbraio in attesa di un nuovo bollettino emesso dall'ARPAF. Ha cambiato volto il mercato turistico del Tronchetto, che si è trasferito adesso vicino al People Mover. L'inaugurazione con i nuovi chioschi al chiuso contro il degrado, che resteranno aperti tutti i giorni dalle 6 del mattino alle 22. Ma prima era pericoloso, proprio pericoloso per noi. È uno dei 25 commercianti del nuovo mercato turistico del Tronchetto a raccontare come la riqualificazione di Venezia passi proprio da una delle sue porte d'accesso, qui dove un tempo c'era una vera e propria casba. E auspichiamo che questa diventi la vera porta d'acqua d'ingresso alla città e non come era prima un'area in cui era pericoloso anche passare di notte. Oggi, dopo 4 mesi di lavori per 400.000 euro di spesa, l'inaugurazione con i nuovi chioschi, di cui 4 bar, un'edicola e 20 postazioni per la vendita di souvenir, oltre a servizi igienici realizzati ex novo e comprensivi di un'area nursery e finalmente anche di un'area per l'allattamento. A garanzia sia dei cittadini che dei visitatori. E quindi una Venezia che oggi si pone
un'ambizione non solo come città nel mondo per la sua storia, la sua arte e la sua cultura, ma che vuole anche accettare la sfida di quella che è l'accoglienza, che non può che passare attraverso opportunità e servizi che noi stiamo cercando di realizzare in questa area strategica che è il Tronchetto. E sempre qui presto seguiranno altre 2 nuovi importanti tagli del nastro con le nuove caserme rispettivamente dei Carabinieri e del Corpo di Polizia Municipale. Per quanto riguarda la caserma della Polizia Municipale è un impegno che è nel bilancio dell'amministrazione comunale per un importo di 1.800.000 euro più 3 milioni per quanto riguarda la realizzazione di Smart Control City, e questo è già andato in aggiudicazione e quindi il nostro obiettivo è di portare la nuova caserma della Polizia Municipale entro il 2019. Falsari nel mirino dell'ufficio anagrafe della Polizia Locale di Venezia. Si scopre che si falsifica davvero un po' di tutto, dalla carta d'identità al permesso di soggiorno, ma persino i biglietti per tram e musei. Si era presentato all'ufficio anagrafe di via Palazzo a Mestre l'altro ieri con un documento d'identità falso in cui diceva che era un moldavo con cittadinanza romena. Ad accorgersi e segnalare la scoperta della contraffazione del documento lo stesso dipendente comunale, con il moldavo che è stato arrestato e successivamente dichiarato non punibile ai sensi dell'articolo 131 bis del Codice Penale perché incensurato. Ora, su questo elemento sono in corso degli approfondimenti per stabilire qual è l'effettiva identità di questo signore che è stato tratto in arresto. È stata molto importante la collaborazione dell'ufficio anagrafe, è una collaborazione che dura da anni. Tanti gli stranieri che si presentano all'anagrafe con documenti di identità falsi, nella speranza di ottenere certificati di residenza, dichiarazioni di ospitalità o qualsiasi altra attestazione della pubblica amministrazione che apra poi la strada al rilascio di altri documenti ma autentici, con i quali magari nascondere tracce di reato. All'avanguardia il laboratorio di analisi documentale della Polizia Locale, dove si scopre che si falsifica davvero un po' di tutto. Lo facciamo anche su delega della Procura della Repubblica di Venezia, ma anche di altre procure italiane, e la nostra attività sostanzialmente si sviluppa proprio in un contrasto al fenomeno della falsificazione, che riguarda non solo documenti identificativi, non solo documenti di viaggio, ma offre una varietà molto ampia di casi, tra cui i valori bollati, contrassegni fiscali, biglietti per l'accesso a musei, biglietti di trasporto pubblico. Il fatto di martedì è soltanto l'ultimo episodio di un ordine di tempo, altre 20 posizioni sono al vaglio degli investigatori. Nel corso del 2018 l'attività di analisi in flagranza di controllo ha riguardato 694 documenti tra patenti di guida, carte d'identità, passaporti, a cui si aggiungono 433 relazioni tecniche investigative. Andiamo adesso in quartiere Pertini a Mestre, dove manca ormai poco per la fine dei lavori nella famosa piazzetta della Vergogna. Ci siamo, ormai è quasi tutto pronto qui in quartiere Pertini. Come vedete, la zona della cosiddetta piazzetta della Vergogna sta davvero cambiando volto. Le immagini della vecchia piazzetta sono ormai un brutto ricordo. Ci è voluto del tempo, ma grazie alle proteste dei residenti, al loro impegno e a quello del comune sta tornando a splendere come un tempo, con tante novità, e noi siamo andate a scoprirle mano a mano. Qui verrà messa la fontana, scelta personalmente dal sindaco Brugnaro. È una fontana che avrà 2 scopi. Uno, logicamente, quella di abbeverare le persone, e sotto c'è il posto anche per i nostri amici cagnetti, quindi un abbellimento di questo tipo andava fatto su una piazza così bella ormai. È stata fatta anche una scacchiera dal doppio significato. E abbiamo intenzione di fare qualche bella partita a scacchi, ma ha anche un significato questa scacchiera, che vuol dire che abbiamo dato scacco matto questa volta al degrado, all'inciviltà e alla bellezza in questo punto che va fatta per il quartiere che se lo merita. Ora però bisogna pensare ad un'altra importante questione. E abbiamo un problema con il nome della piazzetta, perché finora è stata chiamata della Vergogna,
ma i residenti invece seriamente intendono partecipare a un'assemblea, vogliono un'assemblea per decidere il nome della piazzetta. Questo è un problema per noi, perché era stato indicato un nome in precedenza, ma sembra che i residenti ne vogliano decidere loro un altro nome. Quindi insomma si va al Totoscommesse? Sì, si va al Totoscommesse, ce ne sarebbero diversi nomi da fare, ma come sapete voi il problema è anche giuridico, cioè qui interviene la prefettura, i nomi non è che si possono sparare a caso. Non resta che attendere per scoprire quale sarà il nuovo nome di una piazzetta diventata ormai un simbolo. È il momento di fermarci, una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta. Aprirà a Venezia il prossimo 15 marzo il primo hotel al mondo per omosessuali e transessuali. Si troverà in Sestiere di Canareggio, veneziani divisi. Un albergo gay a Dorsoduro, dove? Santa Margherita, vicino? Sì. Non conosco questo albergo. Apre il prossimo 15 marzo. Ah sì, va bene, a Sagalversa. Benissimo, cioè voglio dire, io ho molti amici, mi fa piacere. Comunque che apra qualsiasi cosa riguardino i transessuali, i gay o quello che sia, l'importante è che si apra, che ci siano cose nuove, quindi ben venga, ben venga. Benvenuti. A Venezia ci sta di tutto, quindi non abbiamo di questi pregiudizi. Ecco, bravo. Lo sapeva? No, è la prima volta che lo sento e che lo aprono, tanto quasi libero a tutti. Serve un po' discriminatorio nei confronti loro, cioè penserei più che altro un albergo che sia aperto a tutti indistintamente da che sesso, di che razza che sia, almeno quello che penso io al momento, così insomma. Non ritengo che sia evidenziare la cosa, la vedo un po' discriminatoria. E allora noi siamo gay, dobbiamo averlo scritto qua in faccia, non so, non ho capito. Non è che non mi convince, è come che se mettesse una bandiera qua, sono gay. Ci sono delle strutture evidentemente che prediligono questo tipo di turismo. Io credo che sia giusto aprire a tutti. Io penso che non sia un problema, cioè io non ho nessun problema contro queste cose, quindi ben venga, ecco, insomma. Questo no, va bene, c'è brutto, c'è qualcosa, c'è gay, alberghi dei gay. Non va bene? No, io voglio non va bene. Perché lo fanno soltanto per gay? Perché c'è la festa? Arriveranno forse con i pacchetti già... Sì, già prenotati, vedi, questi qua, guarda, sono tutti prenotati, capisce? Un albergo di lusso dove c'è un po' tutto, ma comunque è solo per i gay, trans. Ma noi che non siamo gay non possiamo andare? Parliamo adesso del Carnevale di Venezia, che quest'anno avrà ben 2 angeli. 2 splendidi angeli per il Carnevale Lunare 2019. Saranno Erika Chia, Maria del Carnevale 2018, e Nicole Rossi, Maria dei Lettori 2018, a scendere dal campanile di Piazza San Marco domenica alle 12. Erika vestirà i panni dell'angelo. Il volo dell'angelo è un momento molto importante per tutti i veneziani, è l'apertura di una manifestazione che si conosce in tutto il mondo. Sono emozionatissima, non vedo l'ora, è un'esperienza unica che porterò con me per il resto di tutta la mia vita, è una cosa che racconterò ai miei figli, quindi sono veramente entusiasta. Ma domenica, per la prima volta nella storia del Carnevale veneziano, ci sarà un secondo volo oltre a quello tradizionale, il volo dell'angelo guerriero, rappresentato da Nicole Rossi, 27enne di San Polo. L'idea è partita proprio da lei. È una storia un po' particolare perché nasce tutto da novembre, quando ho avuto l'onore di sfilare assieme a tantissime guerriere dell'Associazione Amiche per la Pelle. Sono tutte guerriere che lottano o hanno lottato contro il tumore al seno. E in quella serata ci sono state tantissime emozioni dove mi hanno fatto capire di più quanto fosse importante comunque la sensibilizzazione e la lotta, soprattutto con ottimismo, perché lì ho conosciuto veramente delle donne favolose, splendide,
che emanavano proprio una luce propria, si vedeva veramente quanto avevano da raccontare. E così ho deciso di approfittare del fatto che comunque ero conosciuta nel mondo del carnevale per dire perché non provare a creare un volo dedicato ai guerrieri. È tutto, vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospite in studio questa sera Fabio Bui, presidente della provincia di Padova. Vi lascio le previsioni del tempo, siamo in chiusura, grazie per l'attenzione, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto cielo sereno al massimo, poco nuvoloso su tutti i settori. Ancora qualche foschia mattutina non sarà da escludere sulle pianure, in miglioramento durante l'arco della giornata. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime comprese tra 13 e 16 gradi. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra 3 e 4 gradi, massime oscillanti tra 12 e 15 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato anche sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non si esclude qualche precipitazione sui settori alpini di confine. Temperature minime comprese tra -1 e 0 gradi, massime oscillanti intorno ai 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.